In molti attendevano tra luglio e agosto il rimborso dei modelli 730, molti anche nel veneziano non sono ancora arrivati. I mancati rimborsi, spiega il tributarista Alberto De Franceschi, possono essere causati dalla sospensione a seguito di anomalie. Non a caso alla riapertura dei nostri uffici in queste ore siamo stati inondati di chiamate di pensionati, nostri ex clienti che hanno fatto per la prima volta il precompilato, preoccupati perché non hanno ricevuto ad agosto il rimborso tanto atteso. Secondo una prima stima basata sulle tendenze nazionali sarebbero circa 4.600 nella nostra provincia i 730 precompilati non accettati dall'Agenzia delle Entrate a causa di errori. Per esempio per quei soggetti pensionati che nel corso del 2015 erano per una parte lavoratori dipendenti e hanno ricevuto la certificazione unica dall'ex datore di lavoro, per l'altra parte sono andati in pensione. L'INPS non ha flussato in tempo la certificazione unica e per cui nel 730 precompilato non era presente. Il sistema del precompilato è da ritenersi ancora acerbo, continua l'esperto, non avendo ancora pesato bene l'utenza, che non sempre è sufficientemente preparata sia a livello informatico sia normativo a fare da sé. Il modello in molti casi conferma senza verificare i dati che spesso sono parziali o inesatti. Il risultato sono molti cittadini che ora dovranno penare per vedere riconosciuto quanto spetta loro dallo Stato. La spesa che viene sostenuta per pagare questo tipo di informatizzazione non vale sicuramente il caos che ne genera attorno. Chi si rivolge a CAF professionisti si continua a rivolgere lì, chi faceva prima il precompilato in modalità manuale da solo adesso lo fa in modalità informatizzata, ma in buona sostanza è uno strumento che non ha dato quel ritorno che l'agenzia si aspettava.